veramente soffrendo realmente sulla loro carne di questo inquinamento continuo e ormai strutturale. Insieme a queste 30 organizzazioni oggi siamo in piazza a dare voce alla grande maggioranza silenziosa della città che si preoccupa, che non va nei giornali a dire che bisogna arrivare con la macchina sotto sedere dappertutto in centro storico, che non protesta per i blocchi del traffico perché capisce che sono, seppure limitate, misure necessarie di fronte ad una emergenza che è ormai un'emergenza nazionale. E allora oggi vogliamo ricordare a tutti quelli che passano, a tutti i padovani che oggi passano davanti al nostro striscione di Smobilitiamoci, che Padova insieme a tutta la pianura padana è ormai un caso europeo, è una delle aree nel mondo in assoluto con la maggiore percentuale, diciamo, di inquinamento atmosferico. I motivi li conosciamo tutti, c'è anche una guerra di cifre sulla quale noi ci piacerebbe che la Regione, gli istituti ISPRA, ARPA e tutte le organizzazioni e le istituzioni scientifiche in Italia facessero un po' di chiarezza. Quanto conta il trasporto pubblico, il trasporto privato, quanto conta anche il trasporto pubblico, quanto conta l'inquinamento da biomassa, quanto conta l'inquinamento anche industriale. Bene, queste cose non sono proprio chiarissime e ognuno tira i dati dal suo punto di vista nel suo campo e in questa maniera un po' furbescamente passa un altro inverno con polemiche e intanto noi continuiamo a respirare aria molto molto inquinata.